Festeggiano il compleanno in casa, ma dopo che gli invitati se ne sono andati, marito e moglie si accorgono del passaggio dei ladri. Paura per una coppia a Roncade, le forze dell'ordine denunciate sempre. Fuga dal carroccio, l'ex senatore trevigiano Vallardi venerdì ufficializzerà il suo passaggio a Forza Italia. Gli azzurri continuano a corteggiare i leghisti delusi, tra i quali Nicola Finco, che però chiarisce: io resto nel partito. Per la prima volta domani mattina il vescovo di Treviso andrà in visita all'ex caserma Serena di Dosson, che accoglie in questo momento oltre 500 richiedenti asilo. Il 20 settembre una delegazione di migranti sarà dal Papa in Vaticano. Parla il benzinaio attaccato su Facebook dal sindaco di Spresiano per aver chiesto 10 euro per una prestazione che secondo Della Pietra non era che una cortesia. Il lavoro va ricompensato, dice, ad attaccare il primo cittadino anche segretario di Indipendenza Veneta. Le ultime novità per il super bonus 110% rischiano di mettere in difficoltà gli interventi nei condomini. È una corsa contro il tempo, l'allarme degli amministratori. Oltre 500.000 di contatti nella giornata, ascolti record per la diretta del Palio di Montebelluna andata in onda ieri su Antenna 3, la festa della tradizione e il trionfo del centro alla Pieve. Al centro Don Chiavacci di Crespano del Grappa ha inaugurato un percorso botanico e naturalistico inclusivo, accessibile a tutti. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Andiamo proprio in provincia, in apertura, perché non si placa l'allarme furti nella Marca, questa volta ladri in azione ieri sera a Roncade. Intanto il comandante della polizia locale di Conegliano, nel tracciare un bilancio sul fronte furti nel suo territorio di competenza, fa un appello a tutti di denunciare. Hanno approfittato di una finestra aperta sul retro per entrare in casa intorno alle 22 nella zona di Roncade. In quel momento all'interno dell'abitazione ci sono i proprietari che stanno riordinando dopo una festa di compleanno. I movimenti si muovono silenziosamente tra le stanze, poi quando la padrona di casa sale le scale è a quel punto che sente il rumore di passi che si allontanano di corsa. Una volta arrivata nelle stanze vede i cassetti aperti e capisce quanto accaduto. I ladri sono scappati a mani vuote, forse disturbati proprio dai movimenti della coppia. Non si fermano i furti nella Marca, che registrano un'impennata dell'11% rispetto all'anno scorso, come emerso nel corso del vertice sulla sicurezza in prefettura. Colpi non solo ai danni di abitazioni, ma anche di esercizi commerciali. Nel Coneglianese, ad esempio, presi di mira negli ultimi giorni negozi di cosmetici da parte di giovani stranieri. Sono stati già individuati dai colleghi delle altre forze dell'ordine, noi ne abbiamo anche fermato uno, l'abbiamo accompagnato in comando per l'identificazione e poi, guarda caso, nei giorni successivi si è nuovamente reso responsabile di analogo reato. Ma il bilancio di quest'estate per il territorio del Coneglianese sul fronte furti, sottolinea il comandante Mallamace, è positivo. C'è stato qualche furto, quindi questo non lo possiamo negare. Però la situazione rientra un po' in quelli che sono i limiti fisiologici di un territorio vasto. I responsabili sono stati ogni volta individuati grazie, aggiunge ancora il comandante, ai servizi di controllo del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, supportate dai sistemi di videosorveglianza e dai varchi di lettura targhe. Fondamentale però per Mallamace è che le vittime denuncino sempre i furti subiti. Servono a noi per studiare il fenomeno, quindi perché lo dobbiamo mappare secondo le modalità con le quali questi furti vengono perpetrati, capire anche le varie tipologie, quindi piuttosto fare delle indagini su una determinata etnia che su un'altra, ed è importante anche per appunto effettuare un controllo del territorio. La politica adesso, militanti scontenti in fuga dalla Lega. L'ultimo eclatante caso, quello dell'ex senatore trevigiano Giampaolo Vallardi. Venerdì il coordinatore regionale Flavio Tosi ne annuncerà il passaggio a Forza Italia. L'ufficialità alla notizia verrà data solamente venerdì, quando ad annunciare il passaggio dell'ex senatore Giampaolo Vallardi dalla Lega a Forza Italia sarà il coordinatore regionale degli Azzurri Flavio Tosi. Fino a quel momento bocche cucite, anche se il cambio di casacca è ormai cosa fatta. Vallardi, leghista storico della Marca orientale, da amministratore a parlamentare, e questo rende naturalmente molto più significativo il suo addio al partito di Matteo Salvini. Questione di poltrone, sintetizza Cristian Schiavon, capogruppo del Carroccio ai 300. Io è da qualche tempo che dico, ma anche il romanticismo politico oramai, no? Si passa da una cosa a un'altra, le motivazioni personali io non le conosco,
I rapporti interpersonali tra Tosi, Vallardi o chi che sia io non li conosco, però se si promette la caramella al miele all'orso è difficile che l'orso dica non mangio la caramella, no? Quindi mi dispiace perché non c'è affezione politica. La campagna acquisti da parte di Forza Italia dopo quella massiccia di Fratelli d'Italia è in corso e lo conferma il fatto che per uno che va un altro debba smentire e confermare che resta. È il caso del vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco, anche lui in odore di passare al partito di Antonio Tajani. Io smentisco categoricamente queste dichiarazioni, queste notizie che sono uscite negli ultimi giorni sulla stampa, in quanto sono leghista da 22 anni e sono cresciuto all'interno di questo movimento e non ho alcuna intenzione di cambiare partito o cambiare collocazione politica. Dispiace solo che spesso e volentieri il mio nome venga usato proprio per screditarmi con false notizie di stampa, proprio che mi vedrebbero passare da un partito all'altro. Sicuramente do fastidio a qualcuno, in quanto io sono sempre stata una persona, prima di tutto, che è stata eletta con i voti di cittadini. Vivo il territorio, quindi sono costantemente a contatto con cittadini e anche con le varie realtà, e sono una persona con la schiena dritta e che sicuramente non sta zitta quando vede che qualcosa non funziona. Quelli che circolano sono tuttavia i nomi degli scontenti in Lega, e nella giunta di Palazzo Balbi ce n'è più d'uno, da Federico Canera, Giampaolo Bottacin fino a Roberto Marcato, che il suo disagio l'ha palesato apertamente e che ai nostri microfoni a inizio luglio diceva: sono in una fase di riflessione profonda e per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni. Questa pausa riflessiva continua. Fino a settembre non parlo, ci aveva detto, e dunque i tempi potrebbero essere maturi per una decisione. D'altro canto, il caso Vallardi lo dimostra: una lunga militanza non significa per forza che l'amore debba durare per sempre. Per la prima volta domani mattina il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, andrà in visita all'ex caserma Serena di Dossona, che accoglie in questo momento oltre 500 richiedenti asilo. A invitare il vescovo è stato il presidente della Nova Facility, Gian Lorenzo Marinese, in occasione di una preghiera organizzata dalla Sant'Egidio all'interno della struttura. Presenti al momento comunitario anche i due sindaci di Casiera e Treviso, Renzo Carraretto e Mario Conte. Il prossimo 20 settembre, come accade dal 2015, salvo lo stop imposto dal Covid, sempre Marinese guiderà una delegazione di richiedenti asilo in visita in Vaticano a Papa Francesco. Il futuro dell'ex caserma Piave a Treviso, tra riqualificazioni, perizie tecniche e contratti in scadenza. Per Partito Democratico e Lega è necessario trovare una soluzione non condizionata però dalle ideologie. Open Piave e le associazioni che ruotano intorno all'ex caserma Piave di Treviso hanno convocato per domani una conferenza stampa dopo la notizia di una perizia chiesta dal comune sull'intero immobile, che interessa anche la parte occupata nel 2017 in un'ottica di riqualificazione dell'area. Nonostante manchino ancora 2 anni alla scadenza del contratto con cui l'ex sindaco Manildo concesse quella parte di struttura, le realtà che in questi anni hanno operato all'interno dell'ex caserma con progetti sociali e culturali temono che il tempo per loro sia ormai agli sgoccioli. Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Cristian Schiavon, però invita a non correre con conclusioni affrettate e ad aspettare gli sviluppi. Nessuno sta sfrattando nessuno, è una questione di un contratto che sta scadendo. Il sindaco giustamente ha detto che il contratto pone dei paletti che sono dei lavori che devono essere fatti o meno, e sarà fatta una valutazione su quello che è stato il percorso fino ad oggi e fino alla naturale scadenza del contratto, insomma. Quindi io mi auguro che si voglia discutere prima che lanciare proclami di disfatta o malfunzionamento. Per l'esponente del Partito Democratico, Marco Zabai, Treviso ha bisogno di spazi alternativi al di fuori dei canoni tradizionali per sviluppare attività sociali. La preoccupazione sta in quello, nel senso, se i risultati che sono oggettivi davanti agli occhi di tutti, si stanno facendo adesso i lavori per aprire un centro diurno per disabili, si stanno facendo dei lavori per aprire altri spazi che prevedono appunto delle attività rivolte alle associazioni, rivolte ai cittadini di una zona che aveva bisogno anche di socialità. Sia Schiavon che Zabai auspicano una soluzione che non sia però condizionata dalle ideologie.
Io mi auguro che l'amministrazione non faccia delle valutazioni di tipo ideologico, ma che vada a vedere nel concreto la realtà di un contesto che è stato riportato alla vita e con delle attività che riempiono ogni volta quello spazio di persone, di famiglie, di bambini. Che non diventi ideologia al contrario però, perché nel progetto, come già detto più volte, non solo dal sottoscritto ma anche dal sindaco, dall'amministrazione, in essere una ristrutturazione della caserma Salsa dove troveranno spazio tutte le associazioni, quindi a Treviso non esiste solo le associazioni che sono presenti dentro Open Piave, c'è un mondo di associazioni che hanno uguale diritto, pari dignità e hanno tutti i crismi per partecipare poi a un'assegnazione di spazi. E controlli dei carabinieri sulle strade della Marca, proprio sul fronte sicurezza stradale. 2 automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Una cinquantenne è infatti risultata positiva ad alcol test mentre si trovava alla guida nella nottata di sabato in Viale della Repubblica a Treviso. Il tasso accertato superiore ai 2 grammi per litro. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo. Deferito anche un ventenne del Veneziano che la scorsa notte, controllato alla guida dell'auto in Viale Nino Bix, è stato riscontrato positivo all'alcol test con tasso anche lui superiore ai 2 grammi per litro. Al giovane è stata ritirata la patente. I 2 provvedimenti assunti si vanno ad aggiungere alle 2 sanzioni a carico di altrettanti automobilisti operate nella serata di venerdì dai carabinieri di Casale sul Sile, a conferma che l'attività di prevenzione e contrasto a condotte di guida in condizioni psicofisiche alterate spesso causa di sinistri stradali con esiti anche gravi. Parla il benzinaio contro il quale si era scagliato il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, per aver chiesto 10 euro per una prestazione che secondo Della Pietra non era che una cortesia. Per me caso chiuso, dice, ma il lavoro va ricompensato. Intanto sull'episodio interviene anche il segretario di Indipendenza Veneta che sbotta, altro che 2 minuti di Levarin. Le interruzioni frequenti portano via lavoro dopo alla fine giornata. Probabilmente mi ha trovato in un momento poco propenso a sorvolare. Ivano Cendron, gestore insieme al fratello della pompa di carburante sulla Pontebana, a ridosso della rotatoria con Viale della Repubblica, è il benzinaio finito nella bufera per aver chiesto alla moglie del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, 10 euro dopo che un suo dipendente le aveva sistemato il copriruota della macchina, danneggiato in un tamponamento, permettendole di ripartire insieme alla figlioletta, con il primo cittadino che poco dopo, infuriato, si era presentato all'impianto stigmatizzando la richiesta per quello che riteneva solo un favore e pretendendo uno scontrino. La gentilezza, lascia intendere Cendron, deve essere reciproca, quantomeno per il disturbo il suo dipendente meritava una mancia. L'uomo della strada, la persona comune, insistono perché lo ritengono un ristoro dovuto, quello di dare qualche euro per una piccola prestazione, proprio perché magari o il chiodo sulla gomma o la lampadina che magari si è staccata, cioè piccole cose che altrimenti dovrebbero andare dal carrozziere piuttosto che dall'elettrauto o chiamare il carro attrezzi. Benzinai già nel mirino per i rincari di carburante che si ritrovano in costante prima linea con richieste di ogni genere da parte dei clienti, come è accaduto con la moglie di Della Pietra. Mi ha trovato in un momento poco sereno ed è stato impulsivo chiedere un riconoscimento per il lavoro che è stato fatto. A difesa del benzinaio è intervenuto con un post sui social il segretario regionale di Indipendenza Veneta Michele Favero, tutt'altro che morbido nei confronti del sindaco. Cosa significa 2 minuti di Levarin? Evidentemente serviva quell'attrezzo per fare quel lavoro. Ed è un lavoro nobile, caro sindaco. Impara a rispettare i piccoli imprenditori, perché il tessuto economico e sociale del Veneto è imperniato di questa realtà. Se vuoi fare tanto lo snob abusando della tua posizione da sindaco, popolare non so perché, fai un altro mestiere, vai a fare l'attore, fai qualcos'altro, ma non permettiti di denigrare chi lavora, chi si guadagna il pane con il sudore della fronte. In 2 minuti, come sostieni tu, uno non fa neanche una telefonata, pertanto ringrazia questa persona e dagli 20 euro di mancia perché io avrei fatto così.
Altro che pretendere lo scontrino per 10 euro e non denigrare la gente. 2 minuti dell'Evarin. L'Evarin te lo daria a me da un'altra parte. Le ultime novità per il super bonus 110% rischiano di mettere in difficoltà gli interventi, soprattutto nei condomini. È una corsa contro il tempo per terminare i lavori entro il 2023. È l'allarme degli amministratori condominiali. Una corsa contro il tempo e ripeto senza certezze. Molte incognite e poche certezze per il super bonus 110%. Dopo le ultime novità con le dichiarazioni del ministro Giorgetti e dopo il blocco la settimana scorsa della piattaforma NLX pensata per assorbire le cessioni dei crediti incagliati. Le maggiori difficoltà potrebbero interessare i condomini. Forse si riesce a fare quei pochi che erano iniziati, che erano previsti, diciamo, ma non certo tutto quello che si era programmato di fare nel 2023, perché ovviamente tutti i contratti per cui sono stato depositato la CILAS non si riescono a fare, ovviamente. Chi si era affidato ai general contractor, cioè a professionisti che si occupano dell'intera pratica edilizia, potrebbe riuscire a completare per tempo i lavori. Se tu pensavi di fare qualcosa con le banche, quello assolutamente no, non c'è, nessuna banca ha riaperto il credito, quindi i piccoli interventi magari che potevano essere finanziati con il discorso delle banche, quelli lì sono saltati, ma alcuni general contractor quando hanno cominciato a sentire le prime avvisaglie hanno addirittura rinunciato a quello che avevano già fatto, alcuni general che avevano già fatto i progetti eccetera, ma hanno preferito accollarsi di oneri della progettazione piuttosto che rischiare. Dal 2024 la percentuale di detrazione scenderà al 70%, ma molti cantieri aperti non riusciranno a terminare entro il 2023 i lavori. Chi non finisce entro il 31 dicembre di quest'anno, l'anno prossimo andiamo al 70%, quindi la quota che rimane da chiudere, il 30% deve accollarsi il condominio. Famiglie dunque che potrebbero trovarsi in difficoltà a sborsare di tasca propria la differenza. Si auspica una proroga che avrà però probabilmente delle condizioni rigide da rispettare, come la richiesta di un avanzamento dei lavori almeno al 60%, escludendo dunque tutti quei condomini in forte ritardo con gli interventi. Dall'aumento del costo della vita al caro libri, l'aumento dei tassi di interesse fa salire i finanziamenti e scendere in modo consistente le richieste di mutuo. È di fine luglio l'ultimo aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, la 9ª volta da inizio anno. Operazioni che servono a tenere sotto controllo l'inflazione ma che hanno innalzato inevitabilmente tutti i finanziamenti, avendo ricadute consistenti sulla richiesta e l'accesso ai mutui. Soprattutto per quanto riguarda i mutui casa, quindi le famiglie che avevano un'aspettativa di finanziaria di un determinato esborso potrebbero aumentare anche di 200-300 euro al mese. Situazione difficile che genera incertezza e che si ripercuote su una visibile riduzione dei mutui. Oggi una giovane coppia che magari era più facile approdare fino all'anno scorso al mercato immobiliare per acquistarsi un appartamento facendo il mutuo, oggi ci pensa 2 volte. Politiche monetarie, quelle che hanno riguardato l'aumento dei tassi di interesse decisi a livelli europei sulla scia delle scelte dell'americana Fed. L'aumento del costo del denaro è una delle strategie messe in atto dalla BCE per cercare di riportare l'inflazione sotto la quota considerata fisiologica del 2%, che oggi invece si attesta intorno al 6-7%. Ma nonostante le premesse, dalle banche c'è la fiducia che presto la situazione torni stabile. Non si ritornerà come prima, però è prevista almeno fra 6-8 mesi una riduzione del peso finanziario. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, oltre 500.000 di contatti nella giornata, ascolti record per la diretta del Palio di Montebelluna andata in onda ieri su Antenna 3, la festa della tradizione e il trionfo di Centro La Pieve. Si ferma il cronometro, 9:26:09, strepitosa vittoria del Centro che riesce a conquistare la sua 6ª vittoria di fila al Palio del Vecchio Mercato. L'arrivo al traguardo del Centro La Pieve, atto finale della grande festa che ha coinvolto 30.000 persone arrivate da tutto il Veneto.
Un successo quello del palio del vecchio mercato di Montebelluna, che racconta anche di un nuovo record di ascolti per Antenna 3. 538.000 contatti nella giornata durante la lunga diretta che vi ha raccontato momento dopo momento l'attesa, la tradizione e la gara fino all'epilogo. Abbiamo fame di vittoria, vogliamo vincere tutto e questo che ci spinge ad andare avanti. E i ragazzi che ho sono tutti atleti, sono tutti professionisti perché sono abituati a far fatica e a arrivare all'obiettivo sempre e comunque nel limite del possibile, chiaramente. Una Montebelluna che ha festeggiato la 33esima edizione di una manifestazione sempre più seguita tra storia, tradizione e l'evento clou della competizione sportiva. Ci tengo a dire però che in generale il palio ha alzato il livello, tante squadre hanno fatto molto meglio dell'anno scorso, a dimostrazione dello spirito di allenamento, dell'impegno, della grande passione che anima questi ragazzi e queste ragazze. Questo per noi è forse la cosa più importante di tutte. La gara è stata preceduta dalla sfilata storica che per il secondo anno è scesa dal Colle al Piano e fra le centinaia di figuranti si è visto nelle ricostruzioni delle varie squadre uno spaccato della vita di Montebelluna tra la fine 800 e inizio 900. Ecco allora parroco e chierichetti, suore e allievi in grembiulino e vistosi fiocchi, i sarti al lavoro, le donne con l'ombrellino. È stata un'edizione veramente di carattere straordinaria come l'era stata anche l'anno scorso. Uscivamo da un periodo di Covid, quindi vedere che comunque c'è una forte affluenza, questo non può che rendere il cuore pieno di gioia. Oltre 500.000 di contatti nella giornata, un altro record fiore all'occhiello per Media Nord-Est, che continua a raccontarvi i 1000 volti del nostro e vostro territorio. Al centro Don Chiavacci di Crespano è inaugurato un percorso botanico naturalistico inclusivo, accessibile a tutti. Un percorso ad anello che si snoda per 130 metri partendo dalla casera all'altezza del primo parcheggio sulla strada che porta verso il centro. Al centro Don Chiavacci di Crespano di Pieve del Grappa, aperto in questo mese di settembre, dedicato al tempo del creato, un sentiero naturalistico accessibile a tutti, in particolare ad anziani e persone con disabilità e difficoltà motorie. Questo evento ha aperto le porte veramente a tutti coloro che prima di questi giorni facevano fatica ad accedere alla montagna per problemi di mobilità o addirittura di vista. E quindi attraverso il nostro sito del centro Don Paolo Chiavacci oppure telefonando è possibile visitare questo sentiero. Nell'arboreto didattico di piante aghifoglie sono stati disposti alcuni pannelli nei quali leggere e ascoltare, puntando i codici QR, il pensiero di uomini e donne che riflettono e si battono per la salvaguardia del creato, Papa Francesco, Greta Thunberg, Carlo Petrini. Il sentiero è stato realizzato grazie ai fondi per l'inclusione e promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con la Diocesi di Treviso, l'URSS 2 Marca Trevigiana, il Comune di Pieve del Grappa e la riserva Biosfera Monte Grappa MAB UNESCO, una possibilità di contatto unico con la natura per vivere attimi di silenzio in un'oasi di pace. 10ª edizione del Festival Letterario di Treviso Carta Carbone, da venerdì 13 a domenica 15, in programma più di 50 eventi e attesi oltre 100 ospiti. Saranno 3 le giornate centrali della rassegna che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. Più di 50 gli eventi previsti in calendario, oltre 100 ospiti tra scrittori, poeti, musicisti, giornalisti e tanti altri personaggi dello spettacolo. Protagonisti degli eventi, i luoghi simbolo della città. Il nostro obiettivo principale è quello sì di far conoscere magari le ultime pubblicazioni, qui ci sono veramente tante ultime pubblicazioni di scrittori più importanti, ma anche valorizzare gli scrittori del territorio che è giusto che abbiano la loro visibilità e comincino a crescere anche a Carta Carbone. Si chiama Carta Carbone Climax, la 10ª edizione del Festival Letterario di Treviso, un momento apicale, come ricorda il termine, che rappresenta un'ideale proiezione ascendente a cui tendere, una spinta verso il futuro per il festival e per tutti gli eventi culturali della città di Treviso. Questo Festival Carta Carbone ovviamente è un protagonista della nostra candidatura alla capitale italiana della cultura, ma è anche protagonista nel dossier che ci vedrà contendere il primo posto a livello europeo per la Green Leaf, che proprio la settimana prima del festival vedrà
il vincitore. Noi siamo in finale e siamo già contenti, però insomma grazie anche a questi eventi culturali, la cultura della sostenibilità, possiamo dire la nostra sia a livello nazionale che a livello europeo. È arrivato il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca con la tragedia che si è consumata sugli impianti di risalita delle funivie Arabba. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato nel sistema fune carrucola di un pilone della seggiovia che da Arabba sale al Passo Padon. Vani i soccorsi. L'incidente sul lavoro è accaduto intorno a mezzogiorno. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, lo scenario quello attraversato dagli impianti di risalita della società Funivie Arabba, il luogo maledetto un pilone, il 13° della seggiovia Padon 1 che sale da Arabba verso il Passo Padon. È lì che ha trovato la morte Massimo Crepaz, operaio dipendente della Funivie Arabba, addetto alle manutenzioni degli impianti. L'uomo, 57 anni, di Livinallongo del Col di Lana, sarebbe rimasto impigliato nel sistema fune carrucola per cause che l'autorità giudiziaria con i tecnici dello Spisal, dell'Ulse Dolomiti stanno accertando. Fondamentale la testimonianza del collega che si trovava a bordo del carrellino utilizzato per i lavori di manutenzione sugli impianti di risalita. È stato lui sotto shock a lanciare l'allarme che ha fatto convergere in zona i soccorritori. È lì soccorso di Bolzano e di Pieve di Cadore, con le squadre del soccorso alpino della Val Pettorina e di Livinallongo. A questi ultimi il compito di recuperare il corpo della vittima rimasto impigliato alla fune dell'impianto. La salma di Massimo Crepaz è stata trasferita al Passo Fedaia e affidata ai carabinieri e al carro funebre. Non è escluso che la magistratura, dopo gli accertamenti esterni, possa decidere per un'autopsia. Un incidente, l'ennesimo sul lavoro, che si aggiunge alla lunga lista di morti bianche che continuano a lasciare profonde ferite nel paese e che interrogano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri era l'ultimo giorno di apertura estiva degli impianti di risalita nel comprensorio di Arabba Passo Padon. Questa mattina le squadre che si occupano della manutenzione in vista della stagione invernale si sono subito messe al lavoro, ma per l'operaio di 57 anni, stimato ex allenatore del Fodom Calcio, l'incontro con il destino è stato fatale. Un'altra vittima in montagna, questa volta a causa di un malore fatale. Attorno alle 13 un escursionista di 79 anni di Castel Guglielmo in provincia di Rovigo si è accasciato mentre con la moglie e una coppia di amici stava scendendo dal rifugio L'Aresei all'altezza di Forcella Pradazzo. Un medico casualmente sul posto ha eseguito le prime manovre di rianimazione. Vano il tentativo. All'arrivo di Falco 2 al personale sanitario sbarcato nelle vicinanze non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. La salma del 79enne è stata trasportata fino al Passo Valles e affidata al carro funebre. I soccorritori della Val Biois hanno riaccompagnato a valle moglie e amici. Prosegue l'avvertenza Safilo. Domani mattina alle 9 nella sede di Veneto Lavoro si riunirà il tavolo convocato dall'assessore Elena Donazzan con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali e regionali e i rappresentanti di Safilo assistiti da Confindustria Belluno Dolomiti. L'incontro ha luogo dopo il referendum tra i lavoratori che venerdì scorso in maggioranza hanno dato il via libera ai sindacati di procedere con la trattativa di cessione dei lavoratori a Telios e Innovatec. Obiettivo della riunione sarà quello di riprodurre e integrare la bozza d'intesa con le azioni previste da Regione Veneto che fornirà supporto e monitoraggio a tutela dei lavoratori. Prende forma il progetto di riqualificazione della Casa del Sole vicino alla casa di riposo di Ponte nelle Alpi. L'amministrazione comunale ha deliberato l'affidamento dell'elaborazione dell'intervento ad uno studio di architetti di Treviso. Nella struttura hanno già sede l'Associazione Sclerosi Multipla e Belluno Donna. Nell'edificio centrale sorgeranno appartamenti per persone con disabilità e a secondo spazi condivisi per soggetti fragili. 570.000 euro è il costo totale dei due interventi reperiti grazie ai finanziamenti PNRR e SISUS. È necessario però che arrivi un cambio di rotta netto in ambito sanitario, afferma il sindaco Paolo Vendramini, che rinnova la vicinanza del comune ai comitati in difesa della sanità e della salute pubblica. In questa provincia, Chiosa Vendramini, mancano 250 professionisti sanitari e sociosanitari e circa 45 medici di medicina generale.
L'estate si avvicina agli sgoccioli ed è tempo di bilanci. Quello del CAI guarda i sentieri danneggiati pesantemente dal maltempo di luglio e di fine agosto. La naturale fragilità delle montagne ha subito un'accelerazione, dice il presidente del CAI di Cortina, Luigi Alverà, che agli escursionisti raccomanda prudenza e in caso di difficoltà di tornare sui propri passi. Qualche volta bisogna avere il coraggio di fermarsi e tornare indietro, perché quando si gira in montagna può aver piovuto e fatto il danno la notte prima, e se uno fa fatica e sa che fa fatica ad attraversare determinati percorsi che sono più esposti e magari un po' più difficili, bisogna avere il coraggio di non forzarsi ad andare avanti, ma di ritornare sui propri passi. È il mantra di chi la montagna la conosce, la vive da sempre e ne cura la manutenzione. Il presidente del CAI di Cortina, Luigi Alverà, a ricordare agli escursionisti e agli alpinisti che la rinuncia non è una sconfitta. Alverà lo ripete agli sgoccioli di un'estate bizzarra, contrassegnata da grandi ondate di calore e dal maltempo estremo che in luglio e a fine agosto ha messo a dura prova la tenuta dei sentieri. Le grandi piogge che ci sono state in questi giorni, ma che negli ultimi anni vediamo durante l'estate, piogge concentrate, creano dei piccoli smottamenti, delle erosioni, e quindi i sentieri vanno manutenuti. Sono le sezioni del CAI ad occuparsi della pulizia e della sistemazione dei sentieri. Nel solo comune di Cortina un lavoro certosino e periodico in collaborazione con le regole d'Ampezzo che gestiscono il parco, che si sviluppa su una rete di oltre 400 chilometri. Alle guide alpine, su incarico della Regione e dei comuni competenti territorialmente, il compito di sistemare le vie ferrate, e l'impegno nei prossimi mesi sarà intenso. Basti pensare ai danni nella zona del Faloria e del Sorapis, Tre Croci, Auronzano, Belluno e il Comelico. Le grandi piogge portano anche a cadute di alberi che rendono poi difficili alcuni passaggi all'interno dei sentieri. Vanno anche lì fatti gli interventi di taglio per ripristinare la percorribilità agevole. In ogni caso, sempre di buon senso affidarsi prima di un'escursione allo studio del percorso. Preparandosi su materiale che è sicuro, quindi carte che tracciano i sentieri con le indicazioni corrette e non solo su informazioni prese dai social, che sono molto soggettive, ma su documenti oggettivi. Va alla formazione del Brasile la prima edizione del Mundialito, che lo scorso weekend si è disputato al campo sportivo di Salcia Belluno. La prima edizione di una lunga serie, ha commentato soddisfatta l'assessora allo sport Monica Mazzoccoli. Sua l'idea di riunire 9 squadre in rappresentanza di Italia, Romania, Senegal, Kosovo, Camerun, Marocco, Turchia, Albania e Brasile per 2 giorni di unione e solidarietà. Una grande occasione di incontro e di amicizia con lo sport. Diamo un calcio al razzismo. Le ha fatto eco Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e senatore. Unica nota stonata segnalata dai calciatori che militano nelle squadre bellunesi. Nella rappresentativa azzurra sono scesi in campo tesserati di Fratelli d'Italia o giocatori che hanno appeso le scarpette al chiodo ormai da tempo, come Gigi Depra, smentendo nei fatti i propositi di riunire nella squadra i calciatori che giocano nelle categorie provinciali. Termina con questa notizia la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. È sempre l'alta pressione a garantire bel tempo anche nella giornata di martedì 5 settembre. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto al mattino avremo nuvolosità piuttosto consistente, specie sulle zone di pianura, ma senza piogge. Ampio soleggiamento a seguire. Venti moderati da nord-est. Temperature in contenuto calo, minime sui 12-20 gradi, massime comprese tra 26 e 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibile una maggiore nuvolosità al mattino nel Tarvisiano e sulle prealpi Carniche.
Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo inizialmente nubi basse, poi in parziale diradamento con più sole. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 27-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,